Buongiorno, vi parla Alessandro Pattaro da Radio Idea Sostenibile, la radio di Idea Ingegneria. Si conclude il 2013 sotto il segno di buoni auspici per il prossimo anno, perché l'esito di un bando di concorso indetto dalla Regione del Veneto per finanziare le esperienze di contratto di fiume o alcuni laboratori di contratto di fiume, questo esito è stato soddisfacente, direi soddisfacente a metà, almeno per quelle proposte che erano state caldeggiate, promosse dalle associazioni, dai comitati, quindi che erano riconosciute come esperienze costruite dal basso, ecco, bottom up. E in particolare mi riferisco alla proposta di contratto di fiume Meolo Vaglio Musestre, alla proposta di contratto di fiume Marzenego Osellino e Melma Nerbon. Di queste tre che avevo seguito come potremmo dire come idea sostenibile assieme alle altre associazioni come Lega Ambiente, la Salsola, Storia Mestre, il Comitato degli Allagati di Favaro, Associazione del Calicio, insomma tutte, il Ciclone, ecco, tutte le associazioni che avevano contribuito a far crescere il dibattito e la conoscenza di questo strumento di gestione condivisa e partecipata del territorio. Ecco, di queste tre esperienze, 2 sono state premiate ed integralmente finanziate. Contavamo anche che venisse finanziata la proposta di contratto di fiume del Melma Nerbon, che fra l'altro era probabilmente la prima esperienza che si è tentato di realizzare fin dal 2009 qui nel Veneto e che ha trovato sempre molti ostacoli, molta diffidenza forse, anche curiosità, ecco, curiosità mista diffidenza, direi, che è un po' un atteggiamento tipico, mi dicono, dei veneti. E vabbè, quindi potrei dire una soddisfazione a metà per il fatto che comunque è stato riconosciuto, ecco, il ruolo svolto dalle associazioni, è stato premiato, potremmo dire, l'impegno e quindi anche un riconoscimento, un risarcimento per l'attività svolta, no? Quindi importante che come dire, il primo posto è in graduatoria, anche se non è del tutto qualitativo, vabbè, comunque non importa, c'è un riconoscimento alla proposta del contratto di fiume Meolo Vaglio Musestre, continueremo ad impegnarci anche per il bacino del Melma Nerbon, magari si apriranno nuove opportunità nel prossimo anno e continueremo a vigilare anche sul rispetto dello spirito della natura del contratto di fiume Marzenego Osellino, sul quale o nel quale processo qualche frizione con gli enti di governo del territorio c'è stato e adesso naturalmente si apre una grande partita perché deve essere riconosciuto la natura. Qual è la natura del contratto di fiume? Quella di essere un processo di democrazia diretta finalizzato al miglioramento delle componenti ambientali e socio-economiche dell'intero bacino idrografico e che si chiude questo processo con una decisione che ha un valore deliberativo. Ecco, questo è quanto. Io colgo l'occasione naturalmente per augurare a tutti una buona fine d'anno e un buon inizio e speriamo che appunto anche l'esito di questo concorso sia di buon auspicio. Ciao a tutti, ciao da Alessandro, ciao da Idea Sostenibile, ciao dal mondo delle associazioni per la tutela del territorio.